Benvenuti cari amici a Spazio Vostro, eccolo qui, in questo nuovo appuntamento su Televenezia e vogliamo creare appunto con questo spazio di confronto e di riflessione su temi di carattere culturale, sociale e territoriale che interessano appunto la nostra comunità. E oggi siamo in compagnia di un ospite molto gradito e di cui sono molto fiera di avere qui accanto a me e parliamo di Fabrizio Coniglio. Benvenuto Fabrizio. Grazie per l'invito, grazie a Televenezia e grazie a te per Grazie. questo spazio nuovo, bellissimo. Grazie, questo spazio vostro che è dedicato appunto a tutti i nostri telespettatori di Televenezia. Allora, chi è Fabrizio Coniglio? Fabrizio Coniglio è innanzitutto il presidente di Panatron Mestre, ma anche presidente di Off Limits Mestre e presidente nazionale dell'associazione No Degrado e Malamovida. Prima di parlare di tutto questo aspetto, diciamo così, importante legato al mondo dell'associazionismo e del volontariato, vorrei parlare di te anche come professionista, perché nel 2022 hai festeggiato 20 anni di carriera in una importante realtà, diciamo così, del territorio di Banca Fideuram, che è, credo sia per te appunto un traguardo molto importante. Una vita dedicata da Group Manager Recruiting Private Banker nella pianificazione appunto finanziaria e successoria, e racconti con grande soddisfazione, hai raccontato e continui a raccontare con grande soddisfazione il rapporto anche con i tuoi colleghi, i tuoi collaboratori e anche con le famiglie e i clienti con i quali hai sempre insomma modo di costruire qualcosa insieme. Se hai voglia di parlarne un po' della tua carriera, perché penso sia un risultato importante quello di essere arrivati insomma a un traguardo così lungo. Vorrei dire come passa il tempo, perché a luglio saranno già 25 anni. Ah, quindi bisogna fare un'altra festa. Quindi bisognerà chiaramente rinnovare i festeggiamenti, 25 anni durante i quali è cambiato anche il modo di intendere la finanza, ma quello che sottolineavi tu, la nostra realtà bancaria di Banca Private, si può definire quasi una famiglia. Con i colleghi abbiamo un rapporto bellissimo, soprattutto con i clienti. Sono generazioni di clienti che seguo, avevo i genitori che poi sono diventati nonni, adesso seguo anche i nipoti, quindi è una grande soddisfazione essere come il depositario delle loro aspettative, perché il denaro sapete che è nella scala dei valori si avvicina all'amore e alla salute, no? Quindi occuparsi del denaro comunque ci dà molte responsabilità. Quindi siamo onorati di essere in un'istituzione ormai nota a tutti. E consolidata nel territorio. Consolidata certamente, terzi in Europa come volume di masse gestite. Quindi è una cosa che si rinnova ogni giorno, perché la finanza cambia ogni giorno. Ah sì. Quindi come si diceva nel mitico film Wall Street, il denaro non dorme mai. Certo. E quindi non stacchiamo mai nemmeno, quindi anche ad agosto può succedere qualcosa per cui noi siamo H24. Possiamo darci del tu Fabrizio? Magari. Sì. Magari. No, perché delle volte capita che io lo chiamo per altri motivi e lo sento assorto e lui mi dice no, sto guardando, probabilmente starei guardando i valori della borsa. Chiaro, no? Siamo sempre, ripeto, sempre lì attenti in attesa di capire se ci sono novità o meno. Quindi, sui mercati, eccetera. Ripeto, non si dorme mai col denaro. Visto anche le situazioni poi che ci sono, certo, molto delicate, da monitorare. Certo, anche quelle poi influiscono sull'andamento. Tutto influisce, tutto. Siamo tutti collegati. Bene, allora abbiamo fatto questa presentazione perché ci tenevo, perché ovviamente Fabrizio viene sempre nominato tanto per il volontariato, tanto perché effettivamente è importante, però ovviamente ci tenevo anche a farti conoscere sotto il profilo appunto professionale. Grazie. Tu hai detto, non voglio copiare nessuno che si mette lì col libricino, ma lei ha detto, Mestre è la mia città e lo sarà per sempre, ok? Questa frase l'ho copiata. Da chi l'hai copiata? I cinefili sapranno cosa disse Woody Allen. Ah certo, su un'altra in città. Manhattan, Certo. all'inizio, l'incipit dello straordinario film di Woody Allen, lui disse New York è la mia città e lo sarà per sempre. Io amo appunto Woody Allen, poi scrivendo, avendo l'hobby della scrittura, non posso non tenerne conto di questo genio. Quindi mi sono impossessato di questa frase, quindi Mestre è la mia città, lo sarà sempre, continuo ad amarla e l'amerò per sempre. Infatti,
È una città sulla quale tu vivi, Sì. su cui vivi e lavori, Sì. e che ami, che cerchi di tutelare molto. Dedichi molto tempo, è una vocazione tua rispetto alla città, Lo è diventata. attraverso tante attività di volontariato. Sì. E lo porti avanti appunto con fierezza, appunto, per darle sempre un'opportunità di miglioramento, di crescita, e soprattutto diciamo che quello che è il tuo il tuo obiettivo è quello di lottare contro il degrado della città. Tu infatti sei presidente dal 2012 di Off Limits Mestre, un comitato appunto di cittadini. E poi anche dal 2018 anche dell'associazione, abbiamo detto, nazionale No Degrado e Mala Movida. Esatto. Lo scorso 25 aprile, in occasione quindi della giornata della liberazione, si è tenuto un importante appuntamento al Palazzo Ducale, indimenticabile, vorremmo parlare appunto proprio di questo, dove ha ricevuto il premio San Marco direttamente proprio dal sindaco Brugnaro. E quello che volevo chiederti era che cosa rappresenta per te questo impegno sociale, e poi dall'altra parte qual è stata l'emozione di aver ricevuto un premio così importante, se te lo aspettavi prima di tutto, se è stato per te una sorpresa, e quanto poi ha inciso a livello emotivo in quella giornata. Beh, io uso sempre il plurale, cosa rappresenta per noi? Per noi, bravo, sì. Perché da solo non si può fare assolutamente nulla. Abbiamo attorno a noi una squadra veramente di cittadini impegnati, attenti e soprattutto attenti anche alle cose che vanno bene, perché paradossalmente fa molto più notizia, questo lo dice la finanza, ma ovviamente lo uso anche in questo contesto, sì. Fa molto più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Quindi il nostro impegno è quello certamente di sottolineare ciò che non va, dando anche possibilmente delle soluzioni, modestamente parlando, ma soprattutto anche valorizzare quello che il territorio esprime. Ecco perché forse è stato dato a me questo premio che è ambitissimo e non me l'aspettavo. Poi tra l'altro noi abbiamo anche il video. Ah, bene. Poi E proprio sulla base di questo mandato. Mi sono inventato insieme ai nostri concittadini il premio Sinopoli. Voi ricorderete, Esatto. Gabriele Sinopoli è stata la prima vittima, e spero l'ultima, della cosiddetta mala movida selvaggia. Fu preso selvaggiamente a pugni in una serata drammatica e dopo pochi mesi morì per colpa anche di queste lesioni. Sì, dopo molta sofferenza. Indicibile, e quindi ci venne in mente di creare questo premio che valorizza le eccellenze del territorio, quelle persone che hanno dato qualcosa per contribuire alla sicurezza, alla cultura. Quindi adesso il 29 ottobre avremo l'8ª edizione, non svelo chi saranno i vincitori, ma già abbiamo un'idea. Li avete già individuati? Direi di sì. La manifestazione è sempre molto partecipata, sì, all'M9, certo, con tutte le autorità, e quindi secondo me il premio che mi è stato dato il 25 aprile è anche legato a questo, e io lo dedico certamente ai cittadini e alle forze dell'ordine. Infatti quello che volevo chiederti era proprio questo, il premio Sinopoli 2024, diciamo, a chi è stato dato? È stato dato a due non persone, anche persone. Per esempio abbiamo premiato il vice comandante dei vigili, che è Gianni Franzoi, bravissimo funzionario, sempre attento alle istanze dei cittadini, però abbiamo premiato anche l'Hotel Bologna, perché certo, è un presidio continuo e costante in una zona che è Via Piave, dove tutti sappiamo una zona complessa, purtroppo cosa succede, e hanno talmente creduto in questa loro struttura storica nel voler anche implementarla, rinnovarla. Certo. C'è una famiglia dietro una bellissima famiglia, quindi giusto premiare chi crede nella propria città, e quindi è stato un premio, credo, per entrambi, sia per il dottor Franzoi che per la famiglia appunto Cecchinato, un premio gradito. Sicuramente. Quindi noi siamo stati molto onorati e felici. Poi tra l'altro l'Hotel Bologna è anche, diciamo, la vostra,
chiamiamola È la così, sede è la storica sede del Panathlon, storica del Panathlon, dove ovviamente tutte le conviviali le mensilmente facciamo lì. tutte le conviviali li tenete appunto lì Sono e bravissimi, sì, veramente anche dal punto di vista meritano. anche culinario, perché cucinano molto bene e poi ogni Bravissimi, volta è una festa. sì, Io mi pregio di questo perché ogni tanto vi raggiungo, lo quindi so, grazie. ecco. Allora, quindi andiamo proprio sul Ah, ok, Panathlon. Allora, tu sei presidente del Panathlon Mestre, del sì, club di Mestre, dal 15, fine 2015. 2015. Quindi sono esattamente Quasi 10 10 anni, anni. quasi, largo Abbiamo, circa. quanto manca? Poco. Beh, Fine anno, cos'era? sono diventato presidente A nel settembre? 2016, Cos'era? quindi se scadrò a gennaio 2026, quindi Ok. saranno 10 anni. 10 anni perché sicuramente saranno elevati. E poi all'interno del club Panathlon Mestre abbiamo anche un importante altro ruolo che è rappresentato dall'avvocato Chinellato, Certo, cioè che penso che neoeletto presidente neoeletto international, international, quindi il Panathlon Mestre ha anche questa certo, caratteristica, cioè di e avere responsabilità responsabilità sia anche perché avete all'interno diciamo una figura così veramente istituzionale, certo. di altissimo livello. E, però diciamo che i tuoi colleghi, i soci che ovviamente partecipano ai conviviali, ti seguono in tutte le attività che promuovete, cioè insieme al comitato che gestite insieme queste attività, riconoscono in te una persona che ha portato molto al Panathlon Questo lo Mestre. dici tu, No, non lo so. no, questo l'hanno detto loro. Ah, l'hanno detto loro. Questo l'hanno detto Va, loro, io riporto quello che hanno detto loro. bene, Hanno mi fa detto, piacere. l'ho sentito dire e io l'ho riportato e hanno detto da quando c'è Fabrizio molte cose sono cambiate. Quindi una cosa, Prendo atto e prendi atto, ringrazio. beh, vedrai che avrai modo di avere questa conferma. In questi giorni si è parlato della giornata appunto del fair play, ok? Che è uno degli aspetti più importanti Fondativi del fondativi Panathlon. del Panathlon. Allora, adesso, Presidente, io la fermo un attimo perché c'è la pubblicità che sta incombendo e Bene. poi partendo da questi punti di riferimento, di quelli che possono essere i punti principali su quali il Panathlon si erge, andiamo in pubblicità. A tra poco. Bentornati in studio, siamo qui con Fabrizio Coniglio, presidente di Panathlon Mestre e presidente di Off Limits Mestre e anche presidente nazionale di No Degrado e Mala Movida. Ben ritrovato. Grazie. Allora, stavamo parlando di Panathlon. Che cos'è il Panathlon? Perché a volte è molto conosciuto diciamo così, dagli addetti ai lavori oppure da chi fa parte, diciamo, del mondo dello sport, perché il Panathlon, diciamo così, è molto orientato al mondo dello sport. Ma ai nostri telespettatori puoi spiegare che cos'è il Panathlon? Beh, con due parole, per banalizzare, potremmo definirlo il Rotary o Lions degli sportivi. Nacque nel 1951 a Venezia e, come tutte le idee buone, poi hanno ali potenti, quindi da Venezia poi i club si sono espansi, Verona, Padova, Roma, Parigi e poi un po' in tutti i continenti. Ogni Panathlon consta di un club, quindi le cellule sono i club, in ogni club si fanno attività, mediamente si fanno conviviali mensili, si ospitano grandi sportivi e io mi vanto di aver avuto dei grandissimi ospiti che hanno fatto la storia dello sport. Però non è solo mangiare con uno sportivo, è anche uscire dove? Uscire sul territorio. Diciamo il territorio d'elezione sono le scuole, perché nelle scuole Molto bene. purtroppo noi ci stiamo rendendo conto che solo un 30-40% fa sport e questo male, molto male. Quello che poi notiamo è che nei giovani d'oggi, e io ho un bimbo di 12 anni e quindi faccio questo anche per una sorta di altruismo ed egoismo, no? Se faccio queste cose per gli altri le faccio anche per mio figlio, notiamo che il concetto di autorità, che per noi boomer, baby boomer, era sacro, ci bastava guardare il sopracciglio del professore per essere, come dire, essere richiamati all'ordine. Adesso è Oggi diverso. in questa società, purtroppo per colpa anche dei social, di questi telefoni che da una parte ci aiutano, da un'altra parte ci distruggono,
notiamo che i ragazzi stanno un po' perdendo la cosiddetta bussola. E allora, pensando a come aiutare i ragazzi, portiamo il messaggio che io definisco salvifico dello sport. Perché se fai sport hai delle regole, hai dei compagni a cui devi dare Hai comunque un disciplina? aiuto, l'allenatore chiaramente deve essere rispettato e comunque quando arrivi a casa, dopo una bella sessione di pallanuoto piuttosto che atletica leggera o rugby, quello che volete voi, il giovane tendenzialmente dopo una minestra va a dormire e quello che a noi preoccupa moltissimo è invece, e quindi si collega anche al mio ruolo di presidente nazionale no degrado e Malamovida, il drammatico momento che stiamo vivendo tutti della piaga dell'alcol, dello spaccio di alcol e dello spaccio di droga. Lo sport riesce a tenere a freno pulsioni dovute magari alla pigrizia, alla divanite, come noi chiamiamo questa, come dire, no? Sport che tanti vorrebbero fare, stare sdraiati col cellulare, e temiamo che le prossime generazioni nasceranno con una sorta di gobbismo, perché nasceranno già Certo. con questa sorta Protesi quindi questa... questo non possiamo neanche immaginarlo per le nuove generazioni, però purtroppo potrebbe capitare. Ma sta già anche capitando, Sì, drammaticamente vero, perché c'è il bullismo cibernetico, certo. anche questo nelle scuole lo diciamo, che è una delle peggiori idee, nella storia delle vostre peggiori idee, prendere in giro qualcuno tramite social, perché riuscite a incarnare in lui la disperazione. Ci sono casi, lo sapete, Sì, anche tutti, estremi poi. estremi, quindi lo sport aiuta anche a tenere in mano meno questo arnese, che può essere appunto anche infernale. Ecco perché il Panathlon diventa una sorta di ambasciatore di sane cose che il giovane deve incominciare a capire bene, perché arriveranno a 60 anni in un certo modo se già da oggi loro cambiano, perché io insegno, tra virgolette, che alla mia età, 64, spoilerizzo la mia età, a 64 Prego. anni, comunque toccando ferro e ringraziando il Signore, riesco ancora a farmi qualche bella corsetta perché non ho mai fumato, mai bevuto, quindi non faccio il papà che pontifica, ma spiego come si può finire bene nella terza età, già mi definisco nella terza età. Ma no, non è più così, dai. Diciamo così, Sei però ancora... si può finire anche male Certo. se non sei prudente e non ascolti i cosiddetti vecchi che ne sanno più di te. Questo è il concetto che noi Allora, umilmente portiamo in giro. molto bene questa descrizione del Panathlon, penso che i nostri ascoltatori abbiano ben capito di cosa si tratta e il Panathlon di Mestre poi ogni anno promuove e destina un premio molto importante, un premio Sì. molto atteso nella città, appunto, che è proprio il premio Città di Mestre per lo sport. 45 anni di anzianità. 45 anni, la 45esima edizione, viene consegnato ogni anno il 21 Certo, di novembre, che è la giornata della Madonna della Salute. Chiediamo sempre che ci protegga, Certo. protegge mi pare da tanti anni questo premio e lo diamo sia all'atleta emergente, sia all'affermato, sia al dirigente sportivo, al giornalista, a chi ha dato dello sport tutta la propria vita, chi invece nel sociale grazie allo sport riesce a dare grandi risultati ed è uscire magari da un isolamento. Per esempio abbiamo una fantastica ragazza che... Infatti, immaginavo che me l'avresti chiesto. te l'avrei chiesto e l'aspettiamo qui. Certamente. Allora, ed è Alice Beccari, fantastica ragazza. Infatti ciò che sappiamo che ce la porti proprio nel cuore questa ragazza e l'aspettiamo qui sicuramente. Un atleta di ginnastica artistica. Ci vuoi raccontare qualcosa di Alice? Beh, è una campionessa di Special Olympics. Di Special Olympics. Voi sapete che è una categoria che però ci dispiace definire special. Tutti siamo olimpionici in un certo senso. E Alice, appunto, questo deficit cerebrale, è portatrice purtroppo della sindrome Down, e questi ragazzi portano nel loro cuore una voglia di vita, e io lo dico nelle scuole, andate a vedervi qualche gara anche di baskin, che è il basket tra i cosiddetti normodotati e chi è disagiato mentalmente.
sono momenti commoventi e una delle conviviali più commoventi che io ricordo è stata proprio con gli atleti di Special Olympics, perché leggere in loro la commozione di essere con noi e di essere premiati perché se lo meritano, e Alice è una di questi, ci dà la voglia di andare sempre più avanti e di parlare ai giovani pigri, stufi, che magari con una storia d'amore andata male pensano a cose drammatiche, no? Oppure bevono, oppure si drogano. Io li prenderei di peso e li porterei in queste palestre a vedere quanto sono fortunati. Quanto sono fortunati loro e qual è il vero senso della vita. Mollare mai, arrendersi mai, come fa Alice, ed è diventata campionessa mondiale. In trasmissione, quando verrà qui, seduta spero vicino a me, se mi inviterai di nuovo, vi commuoverete tutti, perché questa è una scommessa che faccio. Un viso dolcissimo che però dentro di sé ha i campi flegrei, nel senso della vitalità, della voglia di competere, e sono esempi, quindi vanno premiati, vanno conosciuti, e guai ai giovani che magari dedicano il sorrisetto o la presa in giro, guai, perché se ci capita diamo un altro tipo di premio che non è certo al valore, no? Perché loro meritano, questi ragazzi, meritano l'appoggio, il sostegno e l'incoraggiamento di tutti noi. La cosa bellissima, ho visto questa partita di Baskin, Mestre contro Padova, superata l'emozione iniziale di vedere questi ragazzi che interagiscono, no? Superata quell'emozione, dopo c'era il tifo, io volevo che battessero Padova, è il miracolo dello sport, dove siamo tutti uguali, abbiamo vinto, padovani gliele abbiamo suonate. Guarda che sono padovana. Vabbè, non importa, gliele abbiamo suonate e al fischio finale c'è stata una festa, come se fosse stata una normalissima partita di basket. Ma assolutamente, certo. La differenza non è negli altri, è quello che noi vediamo negli altri. Certamente. Giusto? Giustissimo. Allora, quindi aspettiamo Alice insieme, Alice Beccari, campionessa mondiale di atletica leggera negli Special Olympics. Ginnastica artistica. E prima di chiudere, di salutare i nostri amici, io vorrei ricordare che Fabrizio Coniglio è anche uno scrittore. Scrivente, diciamo. Scrivente. Beh, insomma, è pubblicato 5 romanzi. 5 romanzi. Allora, se non sbaglio, già dal 2005 La Valle delle Rocce Rosa, L'Asino di Troia, poi La commedia di questa divina terra, Il paese sopra le nuvole e poi L'ultimo viaggio verso l'arcobaleno. E in più, visto che siamo nel mondo televisivo, è già fatto parte anche, lavorato anche in Rai Regione Veneto, sì. E poi sei stato anche scrittore di commedie e musical e in più anche hai collaborato con radio private. Io quando vengo qui un uomo sento proprio la nostalgia. Io l'ho visto quando sei arrivato, che hai percepito, forse non so, l'ambiente, le luci, le telecamere. Ho visto che ti si è riempito il cuore. Mi sono ricordati i tempi gloriosi delle radio private, Nova Radio, Radio Mestre 2000, poi sono passato alla Rai per alcuni mesi, però quel momento era glorioso, facevamo i notturni, ci seguivano un sacco di persone e la radio mi è sempre rimasta nel cuore, la TV certamente, però la radio, la vecchia signora, è qualcosa di indimenticabile. Ecco, molto bene. Quindi spero che torni presto. Se mi invitate, beh, certo che sì, e ritorniamo appunto a parlare di Alice, perché Alice è una figura che tu, come hai detto prima, è molto importante. Lei verrà ovviamente qui con la mamma. Con l'allenatore credo anche. Ah, ecco, quindi daremo modo e spazio a questa ragazza di raccontarsi. Certo, certo. Sarà un momento per lei, già lo so, perché la mamma di Alice dice che si emozionerà tantissimo. Mi emoziono io, che insomma sarei un po' avvezzo a guardare nella camera, no? E parlare a migliaia di vostri telespettatori. Sicuramente per Alice sarà indimenticabile, tu saprai metterla a proprio agio perché sei suave come presentatrice. Grazie. Però per lei è un momento sicuramente storico, per lei e per quello che lei rappresenta. Quindi non vede l'ora di essere a Televenezia.
Sì, tu prima hai fatto un inciso per quanto riguarda il discorso dei sorrisetti, dei commenti, eccetera. E il no degrado e non mala movida sono elementi che riguardano sicuramente quello che è il controllo e la sicurezza della città. Però tu sei anche una persona che si dà molto si impegna molto anche per quanto riguarda il bullismo e Sì. anche il cyberbullismo, Sì. perché uno e chiudiamo poi con questo, se vuoi lanciare appunto un messaggio alle nuove generazioni oppure ai genitori che ci stanno ascoltando, per cosa fare attraverso appunto quello che può essere un suggerimento di una persona che si dedica e che vede ogni giorno realtà di questo tipo. Allora, proprio per questa ragione, per gli abusi, come dicevo prima, il 29 maggio saremo a Roma per parlare di un convegno nazionale di questi temi. Io ho invitato tutti i gruppi parlamentari, i cittadini, abbiamo 60 comitati in tutta Italia, da Pinerolo a Palermo, ma il cyberbullismo è una piaga ulteriore per la quale occorre che il genitore vigili in maniera assoluta. Quello che deve fare la famiglia è il presidio costante di quello che succede sul proprio cellulare del figlio, che auguriamoci venga dato il più tardi possibile, perché utilizzare WhatsApp non si può sotto i 14 anni, per esempio. Certo. Purtroppo scappano, no? Ci sono queste derive drammatiche, io ne ho conosciute un paio, di persone che rischiavano, sono ammalate di anoressia proprio perché erano state bullizzate in maniera molto pesante, e andrò ulteriormente a parlare nelle scuole il prossimo anno, appena incominciano, su questi rischi, perché poi chi bullizza alla fine rimarrà nel proprio cuore, perché la coscienza poi si risveglia, non è che dorme, magari si risveglia tra qualche anno, rimarrà sempre una ferita, perché si può veramente uccidere, come si diceva che uccide più la lingua della spada, oggi uccide più il social del coltello. Certo. Quindi ai ragazzi dico state attenti anche quando guidate, quando bevete, perché ogni sabato, ogni domenica purtroppo c'è un bollettino di guerra, e anche lì come tento di sensibilizzarli a non bere e a guidare con calma. Bene. E su queste parole chiudiamo, ringraziamo Fabrizio Coniglio. Grazie a te. Grazie a te, Presidente Grazie a Televenezia, grazie a voi anche. Grazie per la tua presenza qui, è stata molto bella, molto importante, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie.